Quarta corsa dal Savio di Cesena, un confronto per 3 anni che abbiano vinto da 1.000 a 8.000 euro in carriera. Sono in 6 dietro le ali dell'Autostart dopo il forfait di Lector Amnis. All'1 Igor PDL, Carmine Piscoglio, 2 Ileo degli Dei, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 3 Island degli Ulivi, Manuel Pistone, 4 Iridium Phil, Alberto Garruto, 6 Ialapago R, Gennaro Pacileo. In seconda fila 7 Ituma, Giuseppe De Filippis. Problemi per Ileo degli Dei in fase di allineamento, che palesa la difficoltà dell'ultima falsa. E si parte con veloce dal centro Iridium Phil che va al comando, al suo esterno Ialapago R che va a chiedere strada. Alla corda c'è Igor PDL che precede Ituma e quindi Island degli Ulivi. Sulla prima curva sfila Ialapago R a condurre dopo 200 metri molto tranquilli in 15,6. E così Gennaro Pacileo ha preso la testa senza strappare con Ialapago R e si staglia al comando. In seconda posizione c'è Iridium Phil che precede Igor PDL, poi Ituma e quindi alla retroguardia Island degli Ulivi. 38 per i primi 400 metri di corsa, Ialapago R in vantaggio, Iridium Phil alle sue spalle, poi Igor PDL, Ituma, Island degli Ulivi. Completamento dei primi 600 in 47,2, con sempre in vantaggio Ialapago R. All'esterno prova a muovere Igor PDL che al passaggio sotto alle tribune si scopre e prova ad avanzare. 800 metri in 1,2,5. Ialapago al comando, Igor PDL di fuori, in corda Iridium Phil che precede Ituma, Island degli Ulivi, mentre si ricongiunge in coda Ileo degli Dei. Completamento del primo chilometro in 1,17,6. Ialapago R, Igor PDL alle prese, alle loro spalle Ituma che precede lungo la corda Iridium Phil. Si dà fuoco alle polveri ora sulla retta opposta alle tribune con un'accelerazione secca. Il primo chilometro passato, i primi 1.200 passati in 1,31,9, 14,3 di là. È in vantaggio ancora Ialapago R, ma Igor PDL non demorde al suo esterno, a contatto Ituma. Quando siamo ormai all'imbocco dell'addirittura arrivo, Ialapago R prova a vendere cara la pelle, ma insiste al largo Igor PDL. Si muove in mezzo alla pista Ituma, viene a centropista Igor PDL, si prova a difendere ancora Ialapago, di dentro Iridium Phil, Igor in vantaggio, Ituma di dentro, Igor PDL che vince nei confronti di Ituma. 1,15,7 con 29,6 la chiusa. Igor PDL, Carmine Piscoglio per il training di Michele Raimo, i colori della scuderia Cecco-Volante. Il percorso esterno vincente del 3 anni da Tobias del Ronco che passa nei confronti di Ialapago R, si allarga un po' nel finale quando viene privato del cuffino estraibile. Va di dentro Ituma, ma si difende Igor PDL. Al terzo posto Iridium Phil, 1,73 in numeri, l'arrivo della quarta.